terzo casting qui a Miss Topolini, cari amici, ma soprattutto cari amiche, vi presento l'aspirante al titolo, la Miss numero 38. La Miss numero 38, che secondo il mio punto di vista è tra le aspiranti assolutamente la più furba. È l'aspirante Miss più furba. Nome e cognome? Francesca De Santis. Non vi fate ammiccare da questa apparenza così fragolosa da caramellina. In realtà è una che sa il fatto suo e ve lo faccio dire da lei. Parlaci di te, davvero, cosa fai? La tua giornata tipo. La mattina a che ora ti alzi? Cosa fai il pomeriggio? A che ora vai a dormire la sera? È una giornata interessante, sentite. Mi sveglio verso le 2 di pomeriggio, dopo vado al mare con le mie migliori amiche e dopo la sera si va a ballare fino alle 5, alle 6 di mattina, ecco perché dormo così. Ho capito. Senti, visto che frequenti i locali notturni, il tuo drink preferito, cioè quello che non puoi non bere per avere una grande serata, carburare alla grande? O mojito o daiquiri alla fragola. Che buono, che buono. Senti, sei fidanzata? No. Vorresti esserlo? Forse. Sai perché la grande novità di quest'anno, i Mister Topoloni, che sono qui in giro dappertutto. Hai già visto qualcuno che ti interessa? No. No, ma c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo. Allora, guardate, lei ha degli occhi davvero molto 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 belli. Adesso c'è il nostro grande Mattia che sicuramente gli farà un bel primo piano. Adesso quella è la telecamera di Miss Topolini. A te il microfono, puoi dire quello che vuoi. È stata molto chiara, come vedete, molto furba. Gioca silenzio assenso, vero? Ovvio. Significa che saluta tutti. In bocca al lupo. Grazie. Rock your body. Super fly ladies, all of my super fly ladies, all of my super fly ladies, all of my super fly ladies. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite, short stack, black or white, long as you do what you like.